Patuanelli, Lega. Grazie Presidente, buongiorno signor Ministro, agli altri membri del Governo, onorevoli colleghi. Cercherò di essere calma davanti alle ultime parole che ho sentito dalla collega. Non è facile, perché se in quest'Aula ancora non abbiamo capito che ci sono state regioni che hanno avuto problemi diversi rispetto ad altre regioni, ed è per quello che gli interventi servono mirati, specifici e diretti ad ognuno dei bisogni delle nostre regioni, siamo veramente indietro su questo tema e credo che non potremo capire neanche quello che sta succedendo sui nostri territori. Il grido d'aiuto dei nostri territori, mi permetto di leggerne uno, di un medico. Vi aggiorno dalla Val Seriana, mi scrive, i contagi aumentano, mi scrive giovedì. I contagi aumentano, le famiglie sono tutte in casa e si stanno tutti infettando tra loro. Ci sono paesi con quasi tutti gli esponenti dei gruppi familiari febbricitanti. Non si fanno, se non per rari casi, visite domiciliari. RSA in ginocchio, personale ammalato, decessi vicino al 30% dei degenti. Nessuna luce per ora in fondo al tunnel. Purtroppo questo sta succedendo in alcune zone della Lombardia e magari non sta succedendo in tutta la Lombardia e si cerca di dare risposte mirate a questi territori. La stessa cosa io mi auguro che il governo continui a farla o la faccia, inizi a farla rispetto a tutte le altre regioni dove magari si può intervenire anche un po' prima, con magari qualche linea di prevenzione. Ho ascoltato attentamente la sua relazione, signor Ministro, mi rivolgo anche al Presidente e agli altri membri del governo perché è stata dettagliata, mancava però questa parte pratica. La parte diretta, dove l'organizzazione e la distribuzione dei posti letto che sono stati aumentati è stata comunque a carico delle nostre regioni, dove non si può curare se non arrivano i presidi di autoprotezione e quindi siamo ancora fermi a questo. Mi fa piacere che si siano sbloccati degli accordi, ma devono arrivare sui territori, così come devono arrivare gli infermieri, così come devono arrivare i medici. Ma io vi assicuro che nei nostri territori medici, infermieri e i comuni, i sindaci, gli enti, le associazioni operano quasi un po' in autogestione, abbandonati a loro stessi. Il grande peso e la responsabilità che hanno le regioni è di organizzare tutto questo sistema, ma da sole magari a volte non ce la fanno, perché aspettare l'arrivo dei presidi da distribuire a tutto il sistema sanitario non è facile. Ogni giorno d'attesa significa che chi lavora, se non è protetto, può produrre altri contagi. Ma per andare oltre io le chiedo, visto che è disponibile il signor Ministro al confronto, ad ascoltare le proposte, di porre una particolare attenzione sui temi dell'RSA e di tutte quelle strutture che ospitano in modo residenziale persone con disabilità, fragilità varie. Non si può passare questo tema con una frase, una riga e poi parlare di altro. Bisogna occuparsene, non si può sentire solo il dossier in televisione o vedere l'articolo del giornale quando si parla di comunità, di strutture residenziali per anziani dove non c'è più il personale. Il personale non c'è o sta a casa ammalato perché si è infettato e qualche collega lo sa bene in quale situazione stiamo ora vivendo, non solo in Lombardia, ma ho sentito nelle Puglie, ho sentito in Puglia, ho sentito in Calabria, ho sentito in Sicilia, ho sentito qui alle porte di Roma. Purtroppo ci sono strutture residenziali con 30-40 morti, ce ne dobbiamo occupare. Non si può più pensare che i presidi di protezione vadano dati solo al personale sanitario, che pur opera in condizioni difficili, ma noi dobbiamo occuparci di tutti i nostri cittadini. Stiamo parlando di fasce deboli, dei nostri anziani, e non è possibile trattare questo argomento solo con una frase, se c'è lo Stato che si occupi anche di questo. Io poi, come Lega, abbiamo presentato diversi emendamenti. Stiamo parlando anche del personale sanitario e tramite il Presidente mi rivolgo anche a chi ha parlato prima di me. Va bene, ci sono tante persone che sono al fronte, sono stati chiamati eroi, li ringraziamo ogni giorno e quotidianamente, ma lo sapete che parlando direttamente con queste persone vorrebbero anche essere stabilizzate, vorrebbero contratti fissi, vorrebbero essere gratificate con un incentivo economico. Io mi auguro che questo venga fatto anche dal governo per ringraziarli, non solo con gli spot pubblicitari, non solo dicendo che sono degli eroi, ma praticamente. Questo ci serve, la pratica. Non
Noi sui territori, con i nostri sindaci, con le regioni, siamo abituati ad agire, quindi va bene tutto, ma fino adesso l'organizzazione è stata quella dietro ad un tavolo, non è stata tanto lungimirante all'inizio, forse un po' la macchina è partita. Io sono d'accordo che per il futuro guardiamo nella stessa direzione, niente più tagli sulla sanità, pensiamo anche a non aprire troppo in fretta in questo momento ancora delicato i limiti che ci siamo posti, perché potrebbe essere drammatico e pericoloso, quindi seguo e comprendo benissimo questa linea, però poi facciamo delle cose pratiche per sostenere veramente i sindaci, i medici, il personale sanitario e le nostre regioni, che sono preziose, che stanno lavorando e sudando ogni giorno, realizzando cose impensate in alcune di queste. Mi auguro che siano di spunto per altre, anche se nel governo siede ancora qualcuno che non si è reso conto dell'importanza e della forza di tutte le regioni italiane. Grazie. Più attenzione alle RSA e presidi di protezione sanitari per tutti. Lo dice Alessandra Locatelli. Grazie. Della Lega. Chiede di intervenire il deputato Fontana, ne ha facoltà, prego. Prossimo intervento, Gregorio Fontana, Forza Italia. Rappresentanti del governo, Ministro Speranza. Il nostro primo pensiero, ascoltando